Buongiorno, grazie a tutti di essere qui. Apriamo oggi questa giornata di lavoro nell'ambito del progetto Chimera, un progetto che voi tutti conoscete e che diciamo, sta procedendo molto speditamente sulla strada della progettualità verso un cluster regionale dell'audiovisivo. Il progetto Chimera, finanziato dal programma Interreg Med, ha lo scopo di supportare gli attori pubblici e privati del settore delle imprese culturali e creative nell'implementazione delle proprie capacità innovative. Il progetto ha una durata di 30 mesi, un budget complessivo di quasi 2,5 milioni di euro e vede coinvolti diversi paesi, quali Italia, Francia, Grecia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Albania. Chimera ha preso avvio a dicembre 2016. In questo primo anno di implementazione sono state svolte numerose attività, quali innanzitutto la creazione del gruppo di lavoro degli stakeholder regionali, quali attori di riferimento del settore delle industrie culturali e creative, che è stato istituito al fine di raccogliere le esigenze del territorio per lo sviluppo delle politiche regionali. Grazie al lavoro e al confronto dei componenti sono stati redatti alcuni documenti fondamentali per il progetto. È stata svolta un'analisi sullo stato dell'arte delle imprese culturali e creative della realtà regionale, che ha raccolto una serie di dati significativi in merito al settore delle ICC e al suo impatto sull'economia regionale, dimostrando come l'audiovisivo sia trainante su tutti. È stata anche elaborata l'analisi SWOT del settore, che ha evidenziato i punti di forza e di debolezza del tessuto imprenditoriale, culturale e creativo regionale. Infine è stata condotta l'analisi di una best practice nel settore audiovisivo a livello europeo, il cluster belga Screen Brussels, che ha permesso di raccogliere raccomandazioni utili e necessarie alla creazione del futuro cluster regionale dell'audiovisivo. I suggerimenti del cluster belga sono stati recepiti nel Regional Strategic Action Plan, che serve da guida per la creazione del cluster e per la cui stesura il gruppo di lavoro è stato convocato nel workshop del 21 novembre. L'elaborazione del documento, sul quale hanno dato il loro contributo gli stakeholder regionali durante il workshop, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di creazione del cluster regionale dell'audiovisivo, poiché indica le azioni propedeutiche alla creazione del cluster, nonché altre azioni che la Regione dovrà sviluppare per supportare il settore dell'audiovisivo in parallelo alla creazione del cluster. Tutti i partner di progetto dovranno elaborare un Regional Strategic Action Plan. Il percorso per la realizzazione del cluster prevede ancora lo sviluppo di numerose attività per portare a compimento questo processo, ma per la realtà territoriale operante nel settore rappresenta un ulteriore stimolo al continuo miglioramento e al contempo al mantenimento di alti standard professionali nel settore culturale e creativo, nel quale la Regione può vantare numerosi primati. Allora, io sono Thomas Turolo, rappresento ALA FVG, in questo caso quindi lavoratore dell'audiovisivo friulano. Credo che la creazione di un cluster regionale sia un'operazione virtuosa, nel senso che è assolutamente necessario coordinare le differenti anime del settore audiovisivo in regione. Mi riferisco alla parte pubblica e alla parte privata, anime che devono essere coordinate e rese soprattutto comunicative l'una verso l'altra. Credo che l'utilizzo dell'audiovisivo in generale, nelle sue applicazioni, da un lato la produzione cinematografica, dall'altra quella privata al servizio del commercio, siano assolutamente strumenti necessari nel 2017 per la crescita anche economica dei settori paralleli. Quindi il settore audiovisivo è uno strumento che i diversi settori e gli altri cluster regionali già esistenti possono utilizzare. Credo quindi che il lavoro che si sta facendo qui con i responsabili regionali, no? E con i vari stakeholders che ci sono e che stanno dialogando sia un'operazione che porterà a qualcosa di concreto, di usabile, di usufruibile per il futuro e che possa essere qualcosa che dia continuità e soprattutto produttività negli anni a venire. Sono Laura Pellicciari, produttrice per Chinio Film SRL, qui in rappresentanza per l'associazione di categoria AGICI, Associazione Generale Industrie Audiovisive Indipendenti, per la macroarea del Triveneto. Sono molto felice di poter partecipare a questi tavoli di lavoro nell'ambito di questa progettazione europea, perché sono convinta che lo sviluppo del settore audiovisivo sia senz'altro strategico e potersi confrontare a livello multidisciplinare con competenze diverse è senz'altro la chiave giusta per poter sviluppare questo territorio ricco di grandi potenzialità
che però necessitano di passare alla pratica. Sono Giovanni Barbo, lavoro per la Cappella Underground, gestiamo la mediateca, ci occupiamo di organizzare rassegne, incontri con gli autori e organizziamo il Festival della Fantascienza. E da questo progetto mi aspetto che aiuti a mettere in rete tutte le forze che lavorano nell'audiovisivo in questa regione, a metterle in contatto con le imprese e a rappresentare all'esterno della regione ma anche all'esterno del paese tutte quelle che sono le potenzialità di chi decide di investire nell'audiovisivo nel Friuli Venezia Giulia, un settore che ha già tante competenze da mettere a disposizione ma che ha anche un grosso margine di miglioramento. A questo credo possa servire questo progetto e quindi ho deciso di partecipare e di portare il mio contributo. Paolo Marchese, azienda speciale Aries, Camera di Commercio Venezia Giulia, e sono responsabile dell'internazionalizzazione dei progetti europei. Aderiamo con piacere al gruppo degli stakeholder del progetto Chimera, perché come Camera di Commercio portiamo avanti progetti specifici a livello europeo per valorizzare le industrie creative e culturali. Union Camera a livello nazionale, in base anche alle competenze recentemente assegnate, sta lavorando su appunto uno degli obiettivi che sono quelli della valorizzazione del patrimonio culturale in Italia, e quindi ha già negli anni elaborato attività e processi a livello nazionale, appunto collaborando anche ad uno studio che viene presentato ogni anno sulle imprese creative e culturali in Italia. A livello locale stiamo cercando di aggregare delle imprese a valorizzare quelle che sono le competenze in questo settore, e quindi ben venga se a livello regionale c'è un coordinamento attraverso questi progetti.